Buonasera, ben trovati a Focus TG. Si è conclusa l'udienza preliminare del processo contro le infiltrazioni delle Endrine, quindi dell''Ndrangheta in Veneto. 14 persone andranno a processo. 14 rinvii a giudizio, 34 riti abbreviati, 4 patteggiamenti da definire per il mancato assolvimento del risarcimento all'Agenzia delle Entrate. Si è chiusa così nell'aula bunker di Mestre l'udienza preliminare del processo su infiltrazioni dell''Ndrangheta in Veneto, che vedeva 54 imputati. Infiltrazioni della cosca Grande Aracri nel tessuto imprenditoriale veneto dal 2013 al 2017. Altre 2 posizioni sono da definire perché un imputato è latitante. Minacce, estorsioni, violenza aggravate dal metodo mafioso, false fatture e ricettazioni con favoreggiamento all''Ndrangheta sono le accuse principali. Il dibattimento, per chi non ha chiesto il rito alternativo, inizierà il 23 marzo in tribunale a Venezia. Compariranno davanti ai giudici i padovani Sergio Bolognino, Andrea Biasion, Luca De Zanetti, Emanuel Levorato e Renata Muzzati. I trevigiani Antonio Gnesotto e Ferdinando Carraro, una romana e 6 calabresi. Gli impresari veneziani Eros Carraro e Massimo Nalesso, il padovano Roberto Rizzo, le cui posizioni sono minori rispetto al corpo di indagine, hanno chiesto invece di patteggiare rispettivamente 1 anno e mezzo, 1 anno e 7 mesi e 1 anno e 9 mesi con pena sospesa. Prima dovranno risarcire l'Agenzia delle Entrate con cifre che vanno dai 20 ai 90.000 euro. Il pentito Giuseppe Giglio, sotto protezione, ha chiesto come patteggiamento la continuazione della pena già inflitta nel processo di Reggio Emilia. Sui 4 patteggiamenti il GUP si esprimerà il 20 maggio. Tutti gli altri, incluso Biasion, che secondo le indagini era il braccio destro del presunto boss Mangone, verranno giudicati con rito abbreviato il 18 maggio, sempre in aula bunker. 3 sono gli imprenditori che si sono costituiti parte civile, così come la Regione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'Interno. C'è da dire che tra Padova e Albignasogo c'è qualche preoccupazione per un allarme lanciato da una mamma su un pedofilo, una persona che ha fatto delle avance sessuali a un bambino di 8 anni e una vicenda sulla quale naturalmente stanno indagando con grande attenzione i carabinieri. Sarebbe stato avvicinato da un pedofilo mentre stava tornando a casa dopo aver giocato al parco. La denuncia ai carabinieri di Padova è stata fatta da una mamma di Salboro che ha ascoltato terrorizzata il racconto fatto dal figlioletto di 8 anni. Il bimbo, rientrato in ritardo, ha detto alla mamma di aver perso tempo perché un uomo a bordo di una macchina azzurrina lo ha avvicinato chiedendo indicazioni stradali. Poi gli avrebbe fatto delle avance, facendo anche dei gesti espliciti, toccandosi i pantaloni e chiedendogli infine di salire in auto. Il bambino però non è salito e pedalando velocemente è tornato a casa. Non ha capito la gravità di quelle espressioni, ma ha avuto la prontezza di scappare via. La mamma, sconvolta dal racconto, ha deciso di sporgere subito denuncia. Il bambino ha raccontato alla mamma di essere stato adescato dal pedofilo proprio qui, tra il ristorante La Locanda e l'edicola. Erano circa le 3 del pomeriggio di domenica. Il bambino avrebbe fornito anche parecchi dettagli. Lo ha descritto come un ragazzo giovane, capelli rasati ai lati e ricci nella parte centrale, carnagione olivastra, barba e baffi radi. Indossava un giubbotto nero, pantaloni sportivi scuri e scarpe da ginnastica. La mamma ha diffuso anche su Facebook un appello per cercare testimoni e avvertire altri genitori del pericolo. Intanto nel quartiere, alla periferia di Padova, cresce la preoccupazione tra i residenti. Mi hanno mandato un messaggio. C'è un po' di timore, senti. Beh, certo che insomma qua vicino, anche qui così in centro città, un po' particolare insomma il discorso. Anche perché qui insomma c'è anche un asilo qui vicino. Sì, c'è la scuola qui, la scuola e l'asilo. È pericoloso, certo, è una cosa non bella certamente, devono indagare e andare a fondo. Da genitore preoccupato bisognerebbe che ci fosse più vigilanza, più che altro. C'è troppa malvagità verso i bambini. Mi sembra strano, sì, che non sono mai successi casi così. Non so adesso. Lei che ha il negozio qui non Sì. ha mai sentito né visto persone strane? No, assolutamente. Cioè, passano i soliti, non è che sia una strada molto trafficata. Tra gli architetti della candidatura di Arturo Lorenzoni, che sfiderà
Luca Zaia, ci sono per il Partito Democratico Martella e Marco Carrà invece per il mondo legato al Veneto che vogliamo. Ecco, proprio a questo proposito vediamo come si è costruita questa candidatura e come potrebbe espandersi. Sono giornate cruciali per chiudere ulteriori alleanze e allargare così il fronte del centro-sinistra alle prossime regionali. Arturo Lorenzoni, candidato designato nelle prossime ore insieme al gruppo del Veneto che vogliamo, si incontrerà con il PD. Le porte sono aperte a tutti, nonostante i renziani di Italia Viva abbiano manifestato la volontà di correre in solitaria insieme a Più Europa. Un progetto politico che mira sia alle regionali prossime, ma serve anche a costruire una piattaforma programmatica resistente e duratura nel tempo, che poi si confronterà con gli altri appuntamenti elettorali. Ad oggi registriamo questo, l'obiettivo è quello di allargare il campo, il recinto dell'alleanza, coinvolgendo tutte le forze politiche presenti sul territorio, socialdemocratiche, riformiste, progressiste. Ex assessore di Padova, Marco Carrai ha partecipato alle fasi di costruzione del movimento civico del Veneto che vogliamo. Ora, se Arturo Lorenzoni dovesse dimettersi dal ruolo di vice sindaco, in molti lo danno come candidato papabile per un posto da assessore in vista di un rimpasto di giunta a Padova. Per ora però l'impegno, assicura Carrai, è rivolto esclusivamente alle regionali. Noi invece siamo un movimento che propone un modello alternativo a quello che ci ha offerto il centrodestra in questi 25 anni di governo senza soluzione di continuità, da Galan a Zaia. Noi proponiamo un modello diverso, quindi non siamo contro nessuno, siamo per invece coinvolgere e far partecipare i cittadini rendendoli protagonisti di questo modello. Nel frattempo Carlo Calenda, leader di Azione, smentisce la chiusura del suo partito alla candidatura alle prossime regionali di Arturo Lorenzoni e annuncia attraverso Twitter che venerdì sarà in Veneto per decidere con i militanti cosa fare. Una breve pausa, poi altre notizie dal Veneto. Dipendenti di 2 ospedali che hanno donato parte delle proprie ore di lavoro al comune di Rocca Pietore, devastato dalla tempesta Vaia. Il sindaco manda a loro un commosso messaggio di ringraziamento che tra l'altro vuole dire quanto si può amare il proprio territorio ed avere una forte spinta di solidarietà in Veneto. A pochi passi dalla Basilica dei Frari, gotico, rinascimento e barocco si sposano da secoli nella Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, uno dei tanti tesori nascosti di Venezia e in questo senso luogo fortemente simbolico per l'iniziativa delle guide turistiche cittadine, mobilitate per promuovere un turismo che definiscono sostenibile. Non solo un comportamento rispettoso e compatibile con la città, cioè sostenibile dal punto di vista turistico, ma anche una promozione di quelle parti di Venezia che hanno bisogno in questo momento di essere promosse. Nonostante i numeri impressionanti del turismo a Venezia, parecchi luoghi di notevole interesse culturale rimangono quasi completamente esclusi dai grandi itinerari. Sono questi i luoghi da far visitare. Con il ricavato di queste visite noi cercheremo anche di fare delle raccolte fondi per un restauro di alcune opere d'arte che sceglieremo volta per volta. Quindi stiamo approntando questo calendario che ha non solo la promozione, la sensibilizzazione, ma anche proprio un fine pratico del restauro di alcune opere. Negli ultimi anni la crescita esponenziale del turismo di massa a Venezia, sostengono le guide, città di limitate dimensioni e con un tessuto viario di piccola scala, ha determinato una serie di effetti collaterali che hanno compromesso la vivibilità della città, rendendo i residenti insofferenti. Secondo l'UNESCO, le guide turistiche di un territorio hanno un ruolo cruciale nel far apprezzare l'autenticità dei luoghi, di raccontarli in modo autentico e di, appunto, come ho detto prima, capirne le fragilità. Per quanto riguarda invece naturalmente questa
era una notizia che riguardava sì il territorio, ma non quella che vi avevo lanciato. Nel territorio rimaniamo perché parliamo di Prosecco e del fatto che un conto è essere culla del Prosecco, un conto è esserne invaso. Il governatore Zaia ha molto chiaro questo concetto. Tutti quelli che lo dicono sono miei discepoli, perché lo dico da anni. Infatti non sto firmando decreti, avrebbero diritto a 1200 ettari all'anno, ma io non firmerò anche quest'anno l'autorizzazione. Sono convinto che ci siano sufficienza vigneti a Prosecco. Stop a nuove piantumazioni di Prosecco. Il presidente della Regione Veneto è categorico ed ha ribadito il concetto di fronte ad oltre 1000 produttori delle DOC e delle DOCG venete. A 10 anni dal decreto ministeriale che ha tutelato l'uso esclusivo del termine Prosecco all'area delle colline di Conegliano e Valdobbiadene e delle 5 province venete di Treviso, Venezia, Padova, Vicenza e Belluno, oltre alle 4 province del Friuli Venezia Giulia, i viticoltori del Veneto hanno conquistato il mercato mondiale, separando la denominazione del vino Prosecco da quello della varietà della vite Glera. Oggi nel mondo vengono vendute oltre 600 milioni di bottiglie, più dello champagne. Ora la tutela del prodotto, secondo Zaia, passa attraverso lo stop a nuove piantumazioni per la valorizzazione UNESCO dei 9.700 ettari dell'area collinare tra Conegliano e Valdobbiadene. Abbiamo oltre 24.000 ettari di uva Glera che non può produrre Prosecco perché non è autorizzata, prosegue Zaia. Qualora mancassero quantità di Prosecco sul mercato, si rivendicherà per quell'anno l'eventuale presenza di uva che viene da quei vigneti. Ci fermiamo per una pausa, poi altre notizie dal Veneto. Motta di Livenza e Cortina, lo dicevamo prima, gli ospedali che hanno offerto con i loro dipendenti ore di lavoro per la ricostruzione. A Rocca Pietore, il comune, la zona tanto colpita dalla tempesta Vaia, grande commozione da parte del sindaco. Parte delle proprie ore di lavoro donate al comune di Rocca Pietore per sostenerlo nelle opere di ricostruzione. Ad oltre un anno dalla tempesta Vaia, la solidarietà stavolta arriva dai dipendenti dell'ospedale riabilitativo di Motta di Livenza e dal Codivilla Putti di Cortina d'Ampezzo. In un videomessaggio il ringraziamento del sindaco. È una cosa quasi imbarazzante, devo dire, perché in teoria dovrebbero essere i comuni o comunque gli enti pubblici ad aiutare gli ospedali e non viceversa. Significa che l'argomento è ancora sentito, anche a distanza di oltre un anno, e di questo mi compiaccio e mi rallegro, perché significa che il Veneto, soprattutto la provincia di Treviso, ha avuto un occhio di riguardo su Rocca Pietore, cosa che non dimenticherò mai. Una donazione particolarmente sentita a Rocca Pietore. Dipendenti di ospedali che rinunciano a parte del loro straordinario per donarli in aiuto al nostro territorio fa davvero in effetti un po' quasi commuovere, quindi vi ringrazio davvero tanto. Parte della donazione, prosegue il primo cittadino, sarà utilizzata per la costruzione di strutture operative che favoriscano il lavoro di chi è stato per noi prezioso nelle ore più drammatiche. Nella costruzione di una sede di protezione civile con elipiazzola di atterraggio elicottero, che ci manca, e se riusciamo anche con i soldi per una sede un po' più dignitosa di quel garage che ospita adesso i vigili del fuoco volontari. C'è da dire che non manca mai la lunga lista triste degli incidenti stradali che vengono conteggiati appunto nella nostra regione e che vedono coinvolti giovani, come in questo caso un 27enne di Oderzo. L'importante è se arrivai poco dopo, insomma, te però... Ho già fatto a tempo a dire qualcosa. Se lo provo anche a chiamarlo, ma niente da fare. Quando i soccorritori del SUAM 118 sono arrivati sul posto, per il giovane automobilista non c'era già più nulla da fare. Artan Sabedini, un giovane operaio di 27 anni di Oderzo, è morto sul colpo questa mattina poco dopo le 7:30, mentre percorreva con la sua Volkswagen Golf via Stradon a Dormelle. Giunto in prossimità dello stop con via Ragazzonna, il giovane kosovaro ha perso il controllo della sua utilitaria, andando a schiantarsi contro il muretto di recinzione di un'abitazione. L'impatto contro il muro di cemento è stato violentissimo.
Un incidente ancora senza spiegazioni, dato che sull'asfalto non è visibile nessuna traccia di frenata. Sì, il botto sì, molto grande anche. Sì, molto grande. E poi ho visto tutto fumo e basta, nient'altro. Ma non avete sentito una frenata? Niente, zero assoluto. Nessuna frenata. Il 27enne potrebbe essere vittima di un malore o di un colpo di sonno. Pochi pensano alla distrazione, visto che il percorso lo conosceva bene. Artan queste strade di campagna le doveva fare tutti i giorni per andare a lavorare in una ditta nella zona industriale di Ormelle. Lo conosceva lei? Sì, lo conoscevo. Veniva qualche volta a casa nostra anche a mangiare, proprio è un amico di mio marito. Cosa può essere successo secondo lei? Secondo me può essere che le ha preso un colpo di male perché non so, di quello che so non aveva problemi a casa. Può essere magari una distrazione, ma strano perché è vicino. Le indagini degli agenti della polizia locale, intervenuti insieme ai vigili del fuoco, dovranno ora ricostruire la dinamica del sinistro per stabilire cosa possa aver causato la sbandata fatale al 27enne. Questa era la notizia che doverosamente vi abbiamo voluto mettere nel telegiornale, insomma, per ricordare quanto sono pericolose le nostre strade. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona serata.